Auto usate, ecco il contratto per la compravendita trasparente. L'iniziativa viene da Confcommercio e Camera di Commercio di Treviso, che hanno messo a punto uno strumento utile ad offrire maggiori garanzie a chi decide di acquistare un'auto usata senza incorrere in problemi di chilometri camuffati, frizioni usurate, gomme non sostituite. Il cliente deve essere tutelato, salvaguardato e deve essere sempre di più rispettato anche nelle norme generali di un contratto di compravendita. Quando un cliente viene da noi a comprare un'auto nuova è tutto chiaro, c'è un listino, c'è un prezzo, c'è un valore di quel bene. Nella macchina usata invece cambia molto, perché una macchina può essere più o meno chilometrata, può essere più o meno tenuta bene da quello che ce l'aveva prima, può avere più o meno difetti in relazione anche a come è stata manutentata, e quindi c'è l'esigenza di avere una maggior chiarezza. Nel contratto, di cui potranno usufruire i 130 concessionari associati di Confcommercio, vengono stabilite 8 condizioni di vendita che definiscono caparra, prezzo e pagamento, consegne e adempimenti del venditore, responsabilità e garanzia, compresa una scheda sullo stato d'uso del veicolo. Uno strumento di facile lettura che agevola anche eventuali controversie ricorrendo alla mediazione della curia mercatoria. I nuovi consumatori, forse stimolati dal fatto che i contratti che vanno a stipulare, che noi sappiamo sempre composti da microclausole, clausoline scritte in piccolo, scritto in grande, possono essere magari più o meno compromettenti nelle loro posizioni. Con una tipologia di contratto avvallata anche da un'istituzione quale la Camera di Commercio, penso possono magari affidarsi con più fiducia. L'auspicio è che una maggiore trasparenza offerta al consumatore possa rilanciare il mercato delle 4 ruote. Trasparenza vista come equilibrio, vista come concorrenza leale tra le imprese, vista soprattutto come fattore di competitività del nostro territorio. Una delle possibilità che possiamo dare alle nostre aziende per cercare di ripartire è anche fatta dalla possibilità di offrire contratti trasparenti, equi, e che quindi siano visti dagli acquirenti con sicurezza e fiducia per riprendere un mercato che stenta a ripartire. Il mercato dell'usato ha sempre mantenuto, un +1, un -2, ma è sempre stato abbastanza in linea. A meno nel 2011, che ha perso l'11%. È stato il primo anno dopo tanti anni che il mercato dell'usato ha cominciato a perdere. Consideriamo però che il mercato dell'usato vale il doppio del mercato del nuovo, e quindi è un mercato importante ed è un mercato che non va trascurato, anzi va tutelato.